Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi abbiamo un amico, ovviamente, perché non potrebbe essere altrimenti, Enzo Polidoro. Ciao Enzo, grazie di essere Ciao presente. Fabri, ciao a tutti coloro che Allora, ci grazie del seguono. risposto presente. Enzo è un amico, però è un attore, un comico di grande livello nazionale, perché comunque lui ha iniziato, parleremo anche con lui Sì, della sua esperienza in Sardegna, come tanti nei villaggi vacanze, e poi è diventato la notorietà, il successo attraverso Colorado e poi tante altre cose, come film, come tutt'oggi ovviamente ancora sulla scena, sì. Covid permettendo, ovviamente. Enzo, iniziamo un po' dove iniziare? Dalla fine, dall'inizio? Dalla fine? Dalla Sì, fine? è Allora, perché calcola, la stai memoria facendo... comincia a Eh. scarseggiare. No, beh, in genere riusciamo a tenere vivi i ricordi delle emozioni positive, quindi sicuramente il mio inizio proprio in Sardegna, nei villaggi turistici, è stato, diciamo, quel desiderio di provare a stare sul palcoscenico, e il villaggio me l'ha permesso. Il palcoscenico del villaggio, che un po' molti artisti hanno usato come trampolino di lancio, è quello che mi ha dato la possibilità di iniziare a scoprire anche, diciamo, questa verve legata un po' alla comicità e al fatto di essere un discreto, bravo intrattenitore, regalare sorrisi. Un po', è stata un po' sempre quella la mia missione. Quindi io, venendo dalla scuola ISEF di insegnante di educazione fisica, dici, ti piace lo sport? Sì. Infatti iniziai proprio come animatore sportivo, però la possibilità di imparare qualcosa sul palcoscenico dai miei vecchi capivillaggio, che diciamo che è capitato per un anno, perché poi io stesso sono diventato responsabile già l'anno dopo, e che ci ha dato la possibilità a me e poi anche i miei soci turbolenti di Colorado, insomma, abbiamo iniziato praticamente insieme, ci ha dato la possibilità di affrontare il palcoscenico con sketch comici, con ovviamente la possibilità di esprimere diciamo, una vena umoristica che veniva fuori proprio in quegli anni lì di Aldo Giovanni Giacomo, già in una fase importante. Ci ispiravamo, essendo gruppo, già a una comicità di sketch, e quindi piano piano poi chi come me ha continuato a studiare è riuscito poi ad avere dei buoni risultati, quindi Enzo, sicuramente è stato però da figura un bel individuale trampolino. poi turbolenti, cioè ovviamente anche lì è diverso. Innanzitutto la notorietà, cioè il passaggio, la conoscenza anche artistica, oltre che personale, di tuoi tuoi colleghi, che poi sono anche amici, Certo, come Gianluca Impastato, come sì, Scintilla, come Steve Vogogna, e quindi poi il passaggio in TV, che ovviamente è un altro step. un altro step, sì, proprio lì quello è avvenuto proprio dopo diversi anni in cui, ok, dai villaggi, poi a Milano abbiamo cominciato a frequentare dei laboratori, a fare dei concorsi, a vincere dei premi. Abbiamo vinto nel 2000 Il proprio crepapelle. sì, il Festival del Cabaret Nazionale a Torino, di Mauro Giorcelli, buonanima, che veramente ci ha dato una bella spinta. Poi è stato anche un passaparola, perché poi ti facevi vedere nei laboratori, nei club, e piano piano abbiamo avuto poi delle possibilità anche a livello, diciamo, televisivo, anche se il primo progetto di Colorado è nato proprio con Diego Batantuono, il nostro mentore, che è venuto a vederci in una serata, e noi ce lo siamo ritrovati lì in una tavolata con suoi amici e amiche, e alla fine dello spettacolo venne proprio a farci i complimenti e a proporci questo nuovo progetto di cabaret legato un po' diciamo, alla vecchia guardia del Cabianca, dove eravamo lì, appunto a fare le nostre performance, e un po' ispirato anche al Derby, che era, Sì. diciamo, quel locale che Diego ha frequentato con i grandi del cabaret milanese e non solo, quindi Massimo Boldi, Teo Teocoli e via dicendo. E da lì è partito il progetto Colorado, quindi un paio d'anni
a cercare di creare il prodotto, diciamo, televisivo. Quindi in questo locale tutte le domeniche si ripeteva lo spettacolo. Il primo gruppo storico c'era Deborah Villa, c'era i Cavalli Marci, c'era Chiodaroli, insomma, Bove Limardi, diversi personaggi che poi hanno avuto anche loro una storia. E poi, dopo un paio d'anni, abbiamo cominciato anche a registrare delle puntate in terza serata su Italia 1. Iniziavamo, ci hanno mandato anche a luna di notte, poi piano piano ci siamo conquistati negli anni anche la prima serata ed è stato un grande successo. L'idea del quartetto nasce ovviamente, credo, già dai Villaggi Vacanze, vi siete conosciuti, però Sì. anche l'idea del, passami il termine, dare a ognuno di voi 4 una Sì. chiave di lettura, che magari tu eri il capocomico, diciamo, quello che gestiva Sì. il quartetto. Poi c'era magari Steve che era lo svampito, o Scintilla era quello che aveva la battuta in romanesco e quindi magari non lo so, o Gianluca Impastato che era il fotomodello. Insomma, sì, avevate comunque quel tipo di canone che però ogni volta che si aveva uno sketch diverso aveva sempre la sua presa nei confronti del pubblico. Sì, diciamo che abbiamo sfruttato un po' il nostro carattere, il nostro modo di porci anche nella vita di tutti i giorni. Io magari mi sono sempre involontariamente, cioè Il più questa serio. capacità organizzativa, quella di essere un po', non dico il capetto, però colui che porta gli altri a fare qualcosa. E lì era divertente proprio perché io sul palco ero quello che ci teneva a fare bella figura con i miei amici, e poi mi rompevano ovviamente le uova nel paniere. Scintilla con la sua spontaneità e sta verve romanesca, quindi una comicità innata, proprio anche fisica, perché poi Scintilla è stato sicuramente all'inizio era molto magro, poi è diventato un po' più robusto, quindi anche fisicamente era molto divertente da vedere. Steve era quello un po' svampito, l'estraneo, ma anche il Gianluca con le sue caratteristiche da belloccio, però con una voce magari un po' fuori diciamo dalla struttura fisica, perché insomma vedi un bel figo, poi magari c'è la vocina un po' alta, la cosa Buonasera! suscitava ilarità. Quindi una bella combinazione, un'alchimia nata per caso poi, perché ti ripeto, i ruoli sono venuti fuori spontaneamente proprio durante le nostre prove, le nostre improvvisazioni, e poi piano piano abbiamo cominciato a costruire gli sketch. A noi, ti ripeto, ci ispirava molto Aldo Giovanni Giacomo sicuramente, ma anche i vecchi gruppi, dai Gatti di Vicolo Miracoli, i Gufi, insomma, parliamo di storie del cabaret. E siamo andati a vederci un po' tutte queste cose. Poi siamo riusciti a creare un qualcosa di originale nostro, perché ovviamente dopo i Villaggi non potevi andare a replicare sketch che ovviamente non sarebbero andati bene Certo. in TV. Quindi da lì abbiamo trovato una bella alchimia, e devo dire era una formula magica che ci ha portato a avere degli ottimi riconoscimenti, perché poi da lì, dopo Colorado, poi negli anni d'oro, dal 2005 al 2013, abbiamo fatto veramente di tutto, anche a Canale 5 abbiamo fatto un capodanno con la D'Urso, abbiamo fatto il Gioco dei Nove, abbiamo fatto Guida al Campionato, e tante altre Anche il produzioni. cinema, Sì, perché ecco, ricordo ad era esempio iniziato anche un Eccezionale percorso Veramente 2, in cui voi siete stati presenti, a proposito di Diego. Grazie Diego, il nostro mentore appunto ci ha dato questa possibilità eccezionale veramente, poi qualche altra apparizione con Bisio in altri film, I Mostri, e altre produzioni, adesso non sto a elencare tutte, però era un momento in cui sia singolarmente che come gruppo avevamo trovato spazio in varie situazioni legate allo spettacolo. Ecco, Poi poi la necessità, l'urgenza, il desiderio magari di qualcuno di voi di trovare un'altra strada che potesse essere insieme, parallela, non per forza alternativa al certo, comunque andare anche da soli, percorrere altre strade, avere altre esperienze. Ecco, poi è diventato, certo siete ancora amici e qualche altro progetto l'avete fatto sì. comunque in questi anni, però avete scelto delle strade differenti. Ecco, la tua adesso qual è, Enzo? Allora, la mia, dopo che abbiamo deciso di scioglierci, insomma, io ho proseguito comunque anche nell'ambito sempre dello spettacolo, ovviamente,
ho formato anche un altro gruppo, gli Okea, con Didi Mazzilli, Andrea Viganò, poi anche lì è stato un periodo in cui abbiamo spinto tanto insieme, e quindi abbiamo provato a così produrre spettacoli, abbiamo portato in teatro, in eventi, insomma, a piazze, qualche altro progetto legato, diciamo, anche alla mia formazione con nuove strategie per portare benessere. Quindi ho fatto anche una formazione legata al coaching, ho utilizzato proprio l'elemento della risata, del sorriso, come strumento per diciamo arrivare a un benessere psicofisico. Quindi la risoterapia, no? So, poi alla sì, fine. sì, in realtà ho fatto, la si può chiamare risoterapia, ma ho studiato anche con dei maestri legati allo yoga della risata, quindi che è comunque uno strumento, uno dei tanti strumenti per poi arrivare a, diciamo, a migliorare il proprio stato di benessere, sia mentale che emozionale. E ancora adesso sto portando avanti dei team building aziendali legati proprio a un benessere nell'ambito lavorativo, proprio utilizzando la risata e non solo, anche il gioco e poi altri elementi, altri, diciamo, colonne portanti della gioia, insomma, di stimolare la gioia anche in situazioni dove è un po' più difficile. Quindi sicuramente in questa fase qua continuo a fare teatro, continuo a fare produzioni legate sempre a, così, a dei tentativi di portare anche dei format in televisione e ovviamente la parte legata al coaching e insegnamento sempre in ambito del teatro comico. Quindi insegno anche all'Accademia del Comico a Milano e mi sono, diciamo, non dico messo un po' più dietro le quinte perché comunque sono ancora in prima linea nei live, nei locali, a parte questi 2 anni che sono stati un po' difficili, però siamo sempre operativi e con tanta voglia di riprendere alla grande. Quindi E ti aspettiamo anche da queste parti, grande ovviamente. volontà, sì, Questo sarà assolutamente. ovviamente l'impegno, e chi ci sta guardando lo sa, Enzo è Certo, assolutamente disponibile a spettacoli, serate, però ultimamente, parlo di forse ultimi anni, ultimi 2, 3 sì, anni, tanti comici, cabarettisti, si parla anche di stand-up comedians, sono nati dai social. Ecco, sì. cosa ne pensi tu che sei ovviamente attore, comico, che ha studiato, che ha fatto la cosiddetta gavetta, poi magari qualcuno di questi per carità avrà fatto anche la sua gavetta, però è un altro modo, è un altro strumento oppure una scorciatoia secondo te? Allora, è sicuramente un altro strumento. Stiamo sfruttando tutti un po' di più questa nuova tecnologia, insomma, attraverso i social sicuramente si può così arrivare a anche una popolarità che poi devi cercare di capire come sfruttare. Io essendo della vecchia guardia è ovvio che son partito dalla gavetta nel locale, piano piano ti fai notare per poi essere chiamato magari in televisione dove hai ancora più visibilità, mentre adesso tu se hai talento e anche questa capacità di stare sul web in maniera intelligente, producendo sicuramente Contenuti. materiale, contenuti che vengono apprezzati, poi fare un salto anche in altri ambiti. Cioè, è tutto capire come ti vuoi tu vendere sostanzialmente, perché poi ognuno di noi vende se stesso, ma diciamo, è stato un po' una scorciatoia per molti e quindi i conti li faremo fra qualche anno, capiremo se effettivamente è stato meglio oppure bisogna essere comunque tradizionali nel modo di approcciare al mondo dello spettacolo, perché ovviamente tutti ambiscono ad avere più popolarità per essere riconosciuti, essere poi venduti per quello che uno è in grado di fare. Quindi chi lo sa, vedremo. Anch'io, cioè, ci sto mettendo testa per stare sui social, anche con i miei soci di Mazzilli, adesso Ale Petrone, insomma abbiamo fatto un altro gruppo, anche con Eddie Mirabella abbiamo un progetto sia per il web, che abbiamo sfruttato anche nel periodo
del lockdown, così, dove eravamo molto presenti, però non ci ha portato poi, anche perché non è ripartito veramente il mercato, non ci ha portato ancora, diciamo, il fatto di poter realizzare poi degli spettacoli dal vivo, perché poi per un artista l'obiettivo, almeno per quanto mi riguarda, è lo spettacolo dal vivo. Uno potrebbe anche farsi vedere per poi andare in televisione, però quello che sta offrendo in questo momento la TV per i comici non è tanta roba, ecco. Ti devi un po' riadattare a delle trasmissioni dove non si fa la comicità come si faceva una volta. Assolutamente, Tant'è lo vero che vedo. Zelig ha ripreso, ha fatto 4 puntate, ma è stato, come dire, una rinfrescata per alcuni comici storici che hanno già la loro carriera, diciamo, avviata, e quindi è servito anche a loro farsi rivedere. Però mi immagino anche tanti comici in questa giungla dove si cerca di vivere con la propria passione, che è quella di regalare sorrisi, di fare comicità. Quindi sicuramente dobbiamo rivedere qualcosa e piano piano questa cosa salterà fuori, insomma. Cioè, secondo me, Dobbiamo insomma, accettarlo, sì, dobbiamo mancano accettarlo anche, che mancano anche chi scommette sugli artisti, perché tu hai fatto l'esempio di Diego Abbatantuono, tempo fa c'era anche Bruno Voglino in Rai, che insomma i Non Stop, il Luna sì. Park, cioè persone che notano il talento di un artista, lo prendono dal palco di 50-100 persone e te lo portano in televisione. Ecco, credo che poi manchi anche questa figura, nel senso proprio Sì, sì, l'autore TV, ecco, lo scopritore di talenti, chiamiamolo come vogliamo. assolutamente. Beh, proprio hai citato talenti, e sicuramente i programmi che vanno di più in questo momento sono proprio i talent, dove anche i comici hanno cominciato a trovare uno spazio adeguato. Non per tanti, perché devi sicuramente avere delle caratteristiche che, oltre alla bravura diciamo, del fare il pezzo, nel proporre la propria comicità, devi sicuramente avere una storia dietro da raccontare. Se hai una storia da raccontare che per gli autori risulta interessante, e sicuramente hai sicuramente delle carte in più da giocarti. Però io penso che un artista debba fare il suo percorso in ogni caso, quindi alimentare la propria passione con lo studio e la continua dedizione, e poi sicuramente in qualche modo verrà fuori, che sia web, che sia palcoscenico o TV, questo talento verrà fuori, ecco. Come penso in tante altre professioni che si sono trasformate e sono cambiate. È l'esempio oggi che facciamo l'intervista via social, non ce lo saremmo mai aspettati pochi anni fa. Fabri, se Ecco, no mi dovevi far venire, mi pagavi il biglietto, venivo giù, stavo 2 o 3 giorni e ci facevamo assolutamente, cioè un'intervista, quello stavamo un po' insieme. Che mi manca la Sardegna, io quest'estate ci sono stato ancora, e sai quanto l'amo, è la mia seconda terra, quindi, e quest'estate conto ancora di venire, quindi dobbiamo e ti trovare il aspetto. modo di vederci. Assolutamente. Enzo, siamo in chiusura, faccio la solita Sì. domanda marzulliana a tutti gli ospiti che sono venuti. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ipotizzo anche una reunion come i Beatles, con, con i Ma turbolenti. guarda, più nel cassetto aprirei una porta Ecco, al sogno, nel senso, tornare sicuramente a fare qualcosa con i miei vecchi soci non sarebbe male, ma proprio per ritrovarci. Tra l'altro saremo proprio questo fine settimana, faremo sempre, è un evento di beneficenza con la Nazionale Italiana Comici, faremo uno spettacolo che si chiama Diversamente Comico, e praticamente noi integriamo i ragazzi diversamente abili nello spettacolo, e il presidente Salvatore Ferrara ha praticamente voluto questa reunion dei turbolenti, quindi saremo insieme dopo 2 anni che avevamo fatto un evento ancora poco prima della pandemia, e quindi questa è già una piccola reunion. E poi altri sogni nel cassetto, sicuramente il mio nuovo spettacolo, sia da solo, Time Out, il tempo di cambiare, che ho fatto, ed è un family show, questo è rivolto proprio alle famiglie, e poi uno spettacolo nuovo con Didi Mazzilli, Alessandro Petrone, che ha fatto Italia's Got Talent, e Eddie Mirabella, i miei compagni di Colorado,
abbiamo messo fuori questo titolo un po' particolare, Boomers. Siamo tutti un Cantieri po' aperti, boomers. visto che l'età sta passando, i nostri figli dicono: papà, ma sei un po' boomer quando non sei, diciamo, all'avanguardia con la tecnologia. E allora abbiamo voluto tirare fuori la verve diciamo, dell'anziano, tra virgolette, del comico anziano, che invece poi dimostrerà di essere di animo molto più giovane e bambino, perché ovviamente ci sentiamo dei clown e il clown praticamente è il bambino Non che è è sempre tanto. dentro di noi. Quindi questo sarà il sogno nel cassetto, ma è anche il nuovo progetto. Quindi spettacolo a teatro con i miei soci, i vecchi Turbo e il mio, ovviamente, perché bisogna anche pensare a se stessi e camminare con le proprie gambe sempre, perché Assolutamente. ovviamente si fa affidamento sull'amicizia e tutto il resto, però diciamo dobbiamo dare un occhio di riguardo anche a noi stessi. Enzo, ovviamente un Soddisfatto? abbraccio. Soddisfatto, sicuramente sì, anche le persone che ci hanno seguito. Enzo, io ti mando un abbraccio, speriamo di vederci presto, sicuramente ci sentiamo. In bocca al lupo, merda, merda, merda per il futuro Merda, merda. e ci vediamo presto. E ci vediamo in Sardegna, Guarda che mi Assolutamente. aspetto, non so cosa mi puoi preparare come piatto. Cosa mi prepareresti se appena arrivo? Sei più di pesce o di terra tu? Tutte e due, però il classico spaghetto con la vongole botarica credo che andrebbe benissimo. Con un vermentino ci sta. Vermentino bello ghiacciato, va benissimo. Il vermentino di Gallura Allora, ci ghiacciato. vediamo presto. Un saluto a tutti. Un abbraccio, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, ovviamente. Vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, buona Grazie serata, Fabri. ciao. Viva Effetto Serra. Ciao, ciao, ciao.